imbruconarci malamente. Scusa, siccome Daniele mi piace... Daniele, vieni, metti la mia giacca, vai. Guarda, c'è il gobbo lì, fai tu da spalla a Miss Bida, vai. Non è che ci più mela, Era lanciatissimo. Vai, Daniele, vai. Non ci vuole molto, Daniele, hai detto? Ascolta, avvicinati. Vai. Dimmi. Allora, è uno vai. dei momenti più attesi, ok? Della trasmissione, è il momento di Miss Bida. Ehi, ho già detto che ero vicino a imbruconarci. Allora, è un ma aspetta, non muovere. Li toglie. Lei meschino. Scusa, Chiara, non ci siamo neanche abbracciati oggi. Mamma mia, il momento più bello della trasmissione. Ciao. Quartare cosa. Tutto bene? Tutto bene, anche se che delusione che sei, neanche tu ti sei ricordato. Di che cosa? La settimana scorsa era il mio compleanno. Porca miseria, auguri, scusami, cara, scusa. Questo odore di armadio? Armadio? Ah no, ero io, a posto. Stavo preoccupata. Quanti anni hai compiuto? Mi sembra 25. Come mi sembra? Non sai neanche quanti anni Perché hai. mia mamma mi ha incasinato. Perché? Lei era convinta che ne compievo 26. E allora? Io ero convinta che ne compievo 24. Ho fatto la media. Ma che? La dovevo fare. Ma che, ascolta, come hai festeggiato? Dai, una Ho ragazza. cravato questa festa allucinante a Bello, casa mia. va. Ho invitato tutti i miei amici. E quanti eravate? 3. Come? Sono andato 3. Ho messo quota partecipazione 100 euro. Oh, si sono passati tutti. E dovrebbe, secondo me lo fa pagare per la sua festa di compleanno, scusa, Ascolta, dovevo comprare roba da mangiare e roba da bere. Roba da bere soprattutto. Chi non ha macchina? Se non mi pagano le sfilate come faccio? Ah, perché stai sfilando? Hai No, sfilato? sto pulendo le passerelle. Vabbè, si inizia così, poi... E cosa ti hanno regalato? Mi hanno regalato una lametta, una ceretta e una crema depilante. Non ti mica può scimmietta, non tu cosa... Infatti gliel'ho detto anch'io. Ma scusa, quando me si regalano tutte queste cose a Cioè, una donna... ero vicina e Tu ne nervosismi hai peli? molto. Qualcuno. Ecco. Qualcuno. Così, lo no? lascio. Lo lasci? Sì. Perché ho letto un libro da poco in inglese, Instruction of Silke Pill. Non c'è poco comprendi nuda e quindi... Vabbè, comunque questa festa in vi libertà. siete divertiti almeno? Sì, no, pago cosa? Mi son bevuta tutto. Se non mi tenevano ci passava anche l'acqua ossigenata. Esagerata, Cioè, poi ci ha preso a cantare a squarciavoce. Squarciagola si dice. E i vicini si sono inviperati. Viperiti, vabbè, visto che vuoi cantare, perché non ci canti una canzone? Volete sentire una canzone di Miss Bida? Anche un po' più convinta, la volete sentire? Enza, Così spontanei mi piacete. Come ti piacciono? Spontanei. Ascolta, che canzone abbiamo? Montagne e verdi, ho visto che c'è il bronzetto bronzato già. Montagna Verde è antica. L'ho rifatta, vai tranquillo, dov'è il microfono? Dai il microfono, vieni, dagli il microfono. C'è. Vabbè, è bellina lei, Federica è bellina. Dammi, vai a sederti, vai. È gelosa, Fede, scusa, abbi pazienza. È troppo magra poi. Troppo magra, Mischina. è normale, non è? Sembra che si sta spezzando. Allora, Miss Bida, Montagne Verdi. Mi ricordo le calze verdi e le scarpe di Giuseppina, cappello bianco e giubbottino nero, da lontano sembra Calimero. Un tedesco mi disse Nein, assomiglia più a Frankenstein. Mi ricorda pure uno scoglio e dal ciuffo sembra Malgioglio. Il mio destino è di stare accanto a un uomo, ma con lei vicino più nessuno io avrò. Con una scusa ce la spesserò. Ciao! Ma dove è andata? Miss Bida, penso che durasse chissà quanto tempo questa canzone già che a bara. Meno male che c'è la mia donna preferita, ecco, vicina ad Ambra, lei è la signora Desolina! Non si guarda Saschina! Ciao amore, vieni qui. Che tu vuoi, Ambra, questa qui, Quella è fatta Diamo con... il microfono, vediamo un po'. Signori e signori, buonasera e benvenuti a Sardegna Canta.
È una bambina fatta col sudore della fronte. Venga che sia Desolina. Oh, Venga qui, venga. buonasera. Lo sa che abbiamo uno scoop per lei, sia Desolina. Venga. Cosa avete? Abbiamo uno scoop. Ma com'è che ti fate raccontare barzellette A Bob? Bob? Bravo, resta a raccontare. La gente prende e cambia quando vede. Dice? Fanno, sono curiosi. fanno così, Bob, e cambiano. Cambiano il canale. Bob. Sia Desolina, lo sa che noi abbiamo trovato un reperto storico? Di che cosa? Di una bambina, lo vuole vedere? Oh, mamma mia. Robby, me lo mandi per favore? Chissà che cosa Siamo sarà. nel 1943 in Sardegna. Mentre gli uomini si occupano del bestiame, le donne svolgono le faccende domestiche e la piccola Desolina canta un simpatico motivo che narra i difetti di un'azienda agricola dei paraggi. Non sarà piloti che ti danno da mangiare cose guate, ti domandano solamente dormi, con i cari che ti mandano antipatiti campagna mari, gallinelle si mangiano semolose, coniglietti le macate a poco penso, non ce n'hanno queste cose naturali. Se vuoi fare le vacanze belle, non andate alle Pirati e Sia Desolina. 4 anni avevo. Aveva 4 anni. Avevo 4 anni. Emozionata? Sì, guardi. Bello, vero? Non me ne parli, anzi me ne parli. No, bello, un bel filmato, l'ha trovato questo ragazzo Davide Urgu, l'ha trovato e... Mamma mia, cosa ne fanno di frugare? E questo me l'hanno fatto di nascosto. No, questo era su internet, era proprio... Bello. Lei naviga su internet, No, io qualche volta vado al mare d'estate, ma non vado. e non naviga in rete, No, i pescatori a casino. no, il computer, quella cosa che ci... no. Lei lo usa il computer? No. Lei c'è su Facebook? Mia nipote usa il computer e con una mano manda i messaggini, con l'altro computer e poi con dietro scoppa. Con il piede? Col piede scoppa. Ecco, certo. Con l'altro. No, perché lei, io sono lei. Beh. Vabbè, comunque ci sono arrivati gli auguri da parte dell'agriturismo Pirodi. Sono... Sono arrivati, ci invitano tutti a Pasquetta ad andare da loro. Sì, e poi domani tutti in ospedale. No! Guarda, ci hanno invitato, non dica queste cose, dai. Turisti non andate da Pirodi che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano ne sono quando dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinai di Benito, campagna, Desolina, vai. mare di magime semolose, coniglietti del mercato. Desolina, grazie. Ti danno cose buone da